Napoli, capitale della pizza. Il maestro pizzaiolo Enrico Porzio ci accompagnerà in un viaggio culinario attraverso le tante pizze che colorano questa città. Oggi puntata particolare. I protagonisti? Pizza Gourmet e Sofia Loren. Il nostro Enrico incontrerà 3 amici. Sono Federica Franco e ho 26 anni. Fin da piccola sognavo di diventare un hostess. Sono Fabio Amato, ho 35 anni e da piccolo volevo fare il calciatore. Sono Francesco Corrado, ho 31 anni, da piccolo volevo fare il pompiere. Che gli presenteranno 3 tra i migliori pizzaioli di questo stile. Sono Giuseppe Piccolo e mi trovo da Chapeau 2.0 a Santa Maria Capovetere. Sono Raffaele Testa, di Pizza in Grammi. Sono Alessandro Lacanà, ho 27 anni e sono 5 anni che sono nel mondo della pizza e sono il primo pizzaiolo di Mille Gourmet. Gli faranno assaggiare il loro cavallo di battaglia, ma il nostro Enrico li metterà in difficoltà. Gli chiederà di realizzare una pizza dedicata ad un personaggio famoso. Chi riuscirà a trovare gli ingredienti giusti? Strapizzami di coccole. Santa Maria Capovetere, l'altra Roma, città di arte e culto. Qui ho appuntamento con Federica. Santa Maria Capua Vetere è una città campana situata nella provincia di Caserta, famosa per il suo straordinario patrimonio archeologico e per la sua importanza storica. Un tempo, infatti, era l'antica Capua, una delle città più ricche e potenti dell'impero romano, soprannominata l'altra Roma. Oggi è una meta imperdibile per gli appassionati di archeologia, cultura e storia. La città ospita alcuni dei siti archeologici più importanti della Campania. Sono Federica Franco e ho 26 anni. Fin da piccola sognavo di diventare un hostess. Oggi sono una blogger, creator della pagina social Mio Viaggio a Napoli insieme al mio fidanzato Giuseppe. Il mio viaggio a Napoli conta circa 1,5 milioni di follower su Facebook, 150.000 su Instagram e 250.000 su TikTok. Mi definisco una grande esploratrice, amo viaggiare, ma dopo un po' devo sempre ritornare a casa perché follemente innamorata di Napoli. Amo anche cucinare, ma oggi non cucinerò io, porterò Enrico alla pizzeria Chapeau 2.0. Federica. Ciao Enrico, come stai? Bene, tu? Bene, grazie. Senti Federica, a proposito di Santa Maria Capovetere, oggi a tavola sarò un vero gladiatore. Dove andiamo a mangiare? Oggi andiamo alla pizzeria Chapeau 2.0, si trova proprio qui vicino. Sono Giuseppe Piccolo e mi trovo da Chapeau 2.0 a Santa Maria Capovetere, un vivace centro della Campania Felix, una delle zone più ricche della Campania. Nella mia pizzeria arte e memoria si incontrano. Qui gourmet e tradizione rivisitata. Perché venire a mangiare la pizza da noi? Perché qui la pizza è un'opera d'arte ed è buona sia per gli occhi che per il palato. E che mi fai mangiare? Sinfonia di colori. Wow, come è fatto? È una pizza con vellutata di crauti rossi, carpaccio di tonno e stracciata di bufala, ma nasconde una sorpresa. Federica, a me le sorprese quando si tratta di mangiare non è che mi piacciono tanto, siamo sicuri? Henry, tu ti mangi la pizza? Certo. E vieni appresso a me. Ma che pizza è questa? A differenza della pizza tradizionale, gli impasti gourmet ad alta idratazione si adattano ad una cottura più rapida e ad alte temperature. Questa può avvenire in forni moderni o a legna. L'importante è il rigoroso controllo del calore, che non deve mai diminuire per garantire una cottura perfetta e senza ristagni d'umidità.
Ciao Federica. Ciao Giuseppe, che piacere. Guarda un po' chi ti ho portato oggi. Enrico. Ciao Enrico. Ciao Giuseppe, tutto bene? Tutto bene. Enrico, fa una pizza gourmet fuori dagli standard. Troppo bella. Federico, chi mi ha portato qua? Io. Qual è la tua pizzeria preferita? Questa. E allora potevi mai dicere il contrario? Allora fai una cosa, prendi un bel tavolo e io nel frattempo faccio 2 chiacchiere con Giuseppe. Vabbè, ti aspetto. Giuseppe Piccolo, sicuramente un grande pizzaiolo, ma da quanto tempo? Eri, sono una decina d'anni che faccio il pizzaiolo. Sei sempre stato in questa sede? Sono 2 anni che curo questa pizzeria. Prima lavoravo un po' in giro per l'Italia. Senti, ma com'è nata la tua passione per la pizza? La mia passione per la pizza è nata ai miei 14 anni sull'isola di Ponza. Giuseppe, non mi basta. Io voglio curiosare la tua postazione di lavoro. Harry, vieni a Piessa a me. Ma che pensa Is? Allora Giuseppe, la tua pizza gourmet con quale impasto viene preparata? Enrico, è un impasto diretto fatto con una farina 0 e tipo 1. Idratazione? Siamo tra il 65 e il 67%. La lievitazione? Dalle 24 alle 48 ore. La cottura? Lenta, docile e mai aggressiva. Ti senti preparato? E certo. E allora, oltre al tuo cavallo di battaglia, Sinfonia di colori, se io ti dicessi Sofia Loren? È un'attrice. No, in questo caso deve essere una pizza. Me la fai? È certo che te la faccio. E allora io raggiungo Federica e tu strapizzami di coppa. Maronna, tu faccia questo. Il suo fascino mediterraneo e il suo talento attoriale le permisero di diventare una delle attrici più pagate e richieste del mondo. Pur essendo nata a Roma, Sofia Loren ha sempre mantenuto un legame fortissimo con la città di Napoli. Ha spesso interpretato personaggi napoletani, celebrando la cultura e le tradizioni della sua terra. Federica, Uè Enrico, com'è andata? tutto bene? Tra l'altro ho scoperto che oltre alla pizza fanno anche un po' di ristorazione. Il locale si vede che è di recente ristrutturazione, hanno scelto i colori scuri per l'arredo e per le tinteggiature delle pareti. Ma da quando ho capito tu sei cliente da sempre Cliente fedelissima da 2 anni, da quando hanno aperto? e hai sempre mangiato questa sinfonia di colori. No, io ho provato la Chapeau 2.0, la bella addormentata, a caccia nel bosco. Oh, magari è una favola. Henry, e tu vuoi vivere una favola? Come no? Oggi ci sarà anche un po' di magia. E speriamo che come tutte le favole, pure queste siano un lieto fine. Vedete? Ah, la pizza, giusto? Henry, ma tu vuoi vivere una magia? Aspetta. Nicola, mi raccomando, non farmi fare brutta figura. Peppe, non ti preoccupare, ci penso io. Signori, eccomi. Adesso vi preparo la pizza. Andiamo a mettere carpaccio di tonno. Crauti rosso. Apriremo questa bella burratina. Polvere di olive, qualche germoglio, Signori, sinfonia di colori, vellutata di crauti rosso, carpaccio di tonno, crauti, burratina e adesso ecco a voi la magia.
Harry, allora ti è piaciuta magia? Federica, in effetti lui ha aggiunto succo di limone e ha fatto cambiare il colore alla vellutata di Crowley. Però secondo me la magia più bella la facciamo noi. Ci mangiamo. Esatto! Sai come si mangia pizza? Harry, si mangia che E mana. allora tu prendi il tuo e io prendo il mio. Vai. Federica. Pizza gourmet, cornicione annunciato, struttura interna ben sviluppata. Bravo anche a cuocere la pizza. Devo dire la verità, anche buona. Qua ci vuole un colpo di magia. Harry, mo voglio il tuo parere. Allora ti è piaciuta? Federica, con te sarò sincero. Una grande pizza gourmet, la ricercatezza e la qualità degli ingredienti è evidente su questa pizza, ma poi il gioco di consistenze, il caldo della vellutata, la freschezza della burrata, però giocava in casa, è il suo cavallo di battaglia. Io l'ho messo in difficoltà sicuramente. Gli ho chiesto una pizza dedicata a Sofia Loren. Harry, chi sta è brava, farà un'altra magia. Voglio proprio vorrei. Sofia è famosa per il suo amore per la cucina napoletana e soprattutto per la pizza. Nonostante l'età, Sofia Loren rimane un'icona di eleganza, bellezza e talento. È considerata una leggenda vivente del cinema italiano e mondiale, un esempio di come l'arte e la cultura italiana possano conquistare il cuore del mondo. Nicola, mi raccomando, sbalordiamo porzi. Peppe, non ti preoccupare, questa pizza è sorprendente. Enrico, questa è la tua richiesta. Oh, e come si chiama? Anna Sofì E come è fatto? è fatta una base di pizza fritta perché lei amava la pizza fritta e poi sopra c'è la genovese che è un ricordo dell'infanzia della madre e poi siccome le nostre pizze hanno sempre un tocco di magia ti ho messo un popcorn di pecorino romano che ricorda anche le sue origini. Buon appetito. Grazie. Grazie. Giuseppe, com'è andata? Franci, sicuramente bene. Ti è piaciuta la genovese? Eh sì, sicuramente, perché oltre a piacere a Sofia Loren è il piatto preferito di Enrico Pozzi. Harry, non ci resta che provarla. Federico, questa c'ha una bella faccia. Proviamo sta magia. Assaggiate. Oltre che bravo, è stato pure fortunato perché la genovese è pure uno dei miei piatti preferiti, quindi messo sulla pizza questo tipo di pizza perché ha un crunch particolare è ancora più saporito. A me mi piace proprio assai. Saporita assai, Harry. Ma poi crunch su crunch, wow, la chips di pecorino con un po' di pepe, Una tira all'altra, sì. buona. Facciamo una magia.
Allora com'è andata? Federico, è come doveva andare. Con tutte queste magie oggi mi sentiva Harry Potter. La genovese si squagliava in bocca, il croccante della chips di pecorino, la provola filante. Insomma, è stata veramente una grande pizza. Ma secondo te, Giuseppe, se lo meriti il grembiule di sta pizza di coccole? E dopo tutte queste magie, è certo che se lo merita. Hai proprio ragione. E allora facciamo una cosa, dividiamoci i compiti. Nel frattempo tu vai a consegnare il grembiule a Giuseppe e Papo puro punto. Io intanto vado a prendere la macchina e ti aspetto fuori. Va bene. Federico, è stato più furbo di me. Harry, volevo fare fesse. Giuseppe, bravo, veramente bravo. Il tuo locale è spazioso, luminoso, curato anche nei dettagli. Le tue pizze, 2 gradevoli sorprese, 2 pizze gourmet all'altezza di questo stile. La sinfonia di colori. Hai fatto cambiare colore alla pizza con una magia. Ma la mia magia è stata più forte della tua, l'hai fatta scomparire da 2 minuti. Buonissima. E poi Sofia Loren voleva mettere in difficoltà e tu hai creato Donna Sofia. L'oro di Napoli, la pizza fritta, il suo piatto preferito, la genovese, un tocco di originalità, la chips di pecorino. Insomma, ti meriti il grembiule di sta pizza di coccole e saluto i nostri amici a modo mio. Guagliù, replicate, ma non imitate, perché anche un pizzaiolo originale gourmet sa da saper fare. Monteruscello o Monteruscillo, non l'ho già ancora capito. Comunque siamo a Pozzuoli. Qui ho appuntamento con Fabio. Pozzuoli, situata nella splendida area dei Campi Flegrei, a pochi chilometri da Napoli, è una città ricca di storia, fascino e bellezze naturali. Questa località offre un mix unico di archeologia, vulcanismo, tradizioni culinarie e un meraviglioso panorama sul mare. Un cratere vulcanico attivo nei Campi Flegrei, famoso per le sue fumarole, i fanghi bollenti e l'odore di zolfo. Sono Fabio Amato, ho 35 anni e da piccolo volevo fare il calciatore, ma da grande mi sono ritrovato a studiare informatica. A questo punto ho unito le mie più grandi passioni, l'informatica e la cucina, e sono diventato un food teller, anche detto un food blogger. Curiosi di scoprire le mie ricette, vi aspetto su tutti i social come La Cucina di Fabiuccio. Fabio, Henry, come va? tutto bene tu? Bene, ma voglio stare meglio. Dove mi porti a mangiare? Ti porto dagli amici miei di Pizza in Grammi. Sono Raffaele Testa di Pizza in Grammi. La nostra passione è di portare a tavola la tradizione. Perché mangiare la pizza da noi? Perché dare un morso alla nostra pizza è un'esperienza. Ad assaggiare la mia pizza preferita, Sarebbe? la Black Angus. E come è fatta? Una pizza molto particolare, alla base stracciata di rucola e Black Angus affumicato. E per terminare, una grattugiatina di lime. Una vera pizza gourmet. Henry, ma tu ti mangi la pizza? Certo. E vieni appresso a me. Ma che appessai? La pizza gourmet è caratterizzata da ingredienti selezionati accuratamente e di grande ricercatezza. Le materie sono spesso DOP, ovvero di denominazione di origine protetta, o IGP, cioè di indicazione geografica protetta. La scelta di questi elementi si basa anche sulla disponibilità stagionale.
la freschezza e spesso la ricerca di prodotti locali e quindi a chilometro zero. Ciao Raffaele, come stai? Ciao Fabio, tutto bene? Ti ho portato il maestro Enrico È un Pozzo. piacere, Enrico. Piacere mio. Henry, questa è la migliore pizza gourmet che tu abbia mai mangiato. Fabio, questa è la tua pizzeria preferita. È normale che mi dici così. Fa una cosa, prendi posto che fra poco iniziamo a mangiare. Ti faccio 2 chiacchiere con Raffaele. Vado. Allora Raffaele, che piacere. Pizzaiolo, da quanto tempo? È una vita, sono 22 anni. Sempre in questa sede. No, ho iniziato prima nella sede di famiglia e poi ho fatto un po' di gavette nelle pizzerie di Napoli. Ma come sei diventato pizzaiolo? Un sabato sera nel locale di famiglia mancava il fornaio e mi hanno messo vicino al forno e da lì è nata la mia passione. È proprio una bella partenza per diventare pizzaiolo. Ma non mi accontento. Portami a vedere il tuo impasto. Sei curioso? Eh sì. E vieni a pensare a me. Vado a pensare. Allora Raffaele, pizza gourmet, ma come la prepari? Facciamo un impasto in diretto con farina tipo 1 e tipo 0. Idratazione molto spinta. Siamo soltanto al 2%, Lievitazione, di 36 ore. sì, la cottura. Henry, lento, docile e mai aggressivo. Mi stai pigliando in giro. Mi stai sfidando. E allora oltre al tuo cavallo di battaglia, la Black Angus, una pizza dedicata a Sofia Loren, me la fai? È certo che te la faccio. Bravo, io raggiungo Fabio. E tu, strapizzami di conto. La pizza Sofia Loren. Henry, quasi a Pozzuoli, territorio di Sofia. Tu bevi la pizza e vieni a pensare a me. Fabio, eccomi qua. Com'è andata? Direi bene, ne ho approfittato per fare un giro nel locale, hanno anche una grande cantina dei vini, poi la scelta di questi colori e degli arredi lo rendono un ambiente in cui mangiare veramente in totale relax. Ma tu da quanto tempo vivi qua? Qui da sempre, però ti consiglio le loro sedi di Quarto e Pomigliano. Dove hai sempre mangiato la Black Angus? Assolutamente no. Spazio tra rusticana e la loro marinara, che è veramente un cavallo di battaglia, con le acciughe del Cantabrico e le olive caiezzane. Fabio, sono nelle tue mani, speriamo bene. Anche l'impasto è curato e innovativo, caratterizzato da un'alta idratazione e una lievitazione lunga anche fino a 72 ore, risultando più leggero e digeribile. In questo stile è comune l'utilizzo di farine alternative, come quelle integrali, di farro, multicereali o senza glutine. Ed ecco a voi la nostra Black Angus. Focaccia condito all'uscita con stracciata di bufala affumicata, rucola selvatica, carpaccio di Black Angus affumicato, zest di lime e un filo d'olio extravergine d'oliva. Buon appetito! Grazie. Fabio, hai sentito cosa ha detto? Focaccia. Quindi significa che tutti gli ingredienti messi su questa pizza sono stati messi a fumicatura. E allora dovrebbero avere una qualità estrema. Ma io non mi fido. Vado ad assaggiare, anzi, andiamo ad assaggiare. Allora Henry, come ti sembra? Fabio, la delicatezza di questo Black Angus è incredibile. Una carne così succosa, addirittura scioglievole, quasi quanto l'impasto. Ma poi la freschezza della burrata, la nota simpatica, la zest di limone. Te lo stavo per dire. Però secondo me per vedere ancora proprio se è perfetto, ma assaggiato pizza. Dai, dai.
Enzo, allora, come è andata la pizza a Porzio? Hello, ma stai tranquillo, secondo me la pizza gli è piaciuta e poi lui è anche molto simpatico. Allora Henry, sta pizza come ti è sembrata? Fabio, freschezza assoluta, qualità incredibile, ma era il suo cavallo di battaglia. Non avevo dubbi, era abbastanza scontato per lui, ma adesso voglio proprio vedere cosa riesce a combinare con la pizza dedicata a Sofia Loren. Non sarà facile. Comunque, considerando che devo fare un cambio menù e tu sei uno chef, me la faresti una pizza Enrico Porzio? E certo che te la faccio. E allora stendiamo il disco di pasta sottile e con un po' di cornicione. Sopra della zucca infornata, con della salsiccia di maialino nero e qualche tocchettino di gorgonzola. Hopla! In forno, cottura lenta, docile e mai aggressiva. La pizza è pronta e va sfornata, ma va pure completata. E terminiamo con un tocco di classe della polvere di caffè amaro. Ce la immagino. Voglio, guardate quanto è bella, guardate che spettacolo, semplice ed efficace. Replicate, ma non imitate, perché anche una pizza con la polvere di caffè Sa da sape fa. Eccolo, sta arrivando. Ah, finalmente. Ecco qui la nostra pizza dedicata a Sofia. Che profumo! Ma come si chiama? Si chiama Stuzzicadenti, Per quale motivo? perché abbiamo scoperto che a scuola a Sofia la chiamavano così per la sua magrezza. Senti, che ingredienti ci stanno sopra? Abbiamo una doppia consistenza di pomodorino cannellino fregheo, cozze di bacoli e alici di pozzuoli. Poi abbiamo creato una cialda al formaggio con piedirosso fregheo, provola di aggerola e origano di Ischia. Buon appetito! Grazie. Fabio, oltre che profumata è anche molto colorata. La bocca fra bacoli, pozzuoli, aggerola, ischia. Onestamente, sta pizza l'avrei chiamata il viaggio di Sofia. Però quello che è importante sicuramente è il gusto. Assaggiamo. Wow, oggi mi sono proprio emozionato di portare la pizza a Enrico. Ma secondo voi vi è piaciuta la pizza? Eh sì, e perché non gli dovrebbe piacere? Sta tranquillo, Raffaele. Fabio, da una focaccia gourmet a una vera pizza gourmet. Ma tu che ne pensi? Ti dico la verità, la cozza sulla pizza mi ha un po' stupito. E ti dico la verità, sono veramente entusiasta di questo piatto. Henry, ti confesso una cosa, io ho un'altra passione, le belle donne, belle come la nostra Sofia. Ma tornando a noi, tu che ne pensi? Mediterranea, affascinante, armoniosa, formosa. Henry, la pizza. Scusami, allora bella, buona e buona come Sofia. Però io mo ti devo chiedere una cosa. Secondo te il grembiule di strapizzami di coccole, Raffaele se lo merita? Secondo me sì. E allora dividiamoci i compiti. Io lo raggiungo per consegnargli il grembiule. E io? E tu avevo conto. Ah, Sofia. Raffaele, complimenti. Grazie Enrico. Il tuo locale è un mix di eleganza, armonia ed originalità. E le tue pizze gourmet, due vere e proprie esperienze gastronomiche. La Black Angus, una base bianca sulla quale la freschezza e la lavorazione degli ingredienti era il top. E poi a Stuzzicadenti. Oh no, ma non mi è piaciuto tanto. Avrei preferito il viaggio di Sofia, ma la pizza era
Era buonissima, tutta la freschezza degli ingredienti flegrei su un'unica pizza, bravo, sarà felice Sofia, motivo per cui ti consegno il grembiule di Strapizza Miticoccole e saluto i nostri amici a modo mio. Voglio, replicate, ma non imitate, perché anche una vera pizza gourmet, soprattutto nella terra di Sofia, sa da saper fa. Ciao! Chiaia, il salotto di Chiaia, un salotto con un bel po' di graduni. Qui c'è 1000 gourmet, dove ho appuntamento con Francesco. Il quartiere Chiaia è una delle zone più eleganti e raffinate di Napoli, un vero e proprio simbolo della Napoli aristocratica e borghese. Situato lungo il lungomare, Chiaia è un mix perfetto di storia, arte, shopping di lusso e vita mondana, incorniciato dalla bellezza naturale del Golfo di Napoli e dal panorama del Vesuvio. La vicinanza al mare rende Chiaia uno dei quartieri più romantici e rilassanti della città. Sono Francesco Corrado, ho 31 anni, da piccolo volevo fare il pompiere, ma alla fine ho studiato prima giurisprudenza, poi economia e la passione per il cibo mi ha portato a diventare un food blogger con la mia pagina Campania Food Blog. Ed ora sto aspettando Enrico Porzio. Franci, Enrico, meno male che si chiama 1000 gourmet e non si chiama 1000 scalini. non ti preoccupare che ti faccio mangiare la grande pizza. Ma sei sicuro? La vera pizza gourmet. Sono Alessandro Lacanà, ho 27 anni e sono nel mondo della pizza da 5 anni. E sono l'ex deputy pizzaiolo di 1000 Gourmet. Perché dovrebbero mangiare la mia pizza? Perché è soffice, croccante e soprattutto hai degli ottimi abbinamenti. In modo particolare? La croccante. E come è fatto? Enrico, ma quando chiacchiere, ti mangia la pizza e viene appresso a me. Ma che pensi? Franci, aspetta. La pizza gourmet è una versione moderna e innovativa della classica pizza. Si distingue per l'attenzione ai dettagli, l'uso di ingredienti di altissima qualità, la sperimentazione culinaria e una presentazione spesso sofisticata. È diventata molto popolare negli ultimi anni, grazie alla crescente richiesta di esperienze gastronomiche uniche e all'evoluzione della cucina tradizionale verso forme più creative e raffinate. Ciao Alessandro. Ciao Francesco. Ti ho portato il maestro pizzaiolo Enrico Porzio. Ciao Enrico, piacere Alessandro. Piacere mio, come stai? Bene, bene, tu come stai? Tutto a posto. Enrico, qua fanno una pizza gourmet alto livello. Qua io l'acqua è fresca, è normale, mi hai portato tu, è amico tuo. Allora fai una cosa, vatti a accomodare che fra poco iniziamo a mangiare e nel frattempo faccio 2 chiacchiere con Alessà. Va bene? Alessà, allora, giovanissimo, ma da quanto tempo fai il pizzaiolo? Sono 5 anni. Sei sempre stato in questa sede? Ho sempre girato un po' per Napoli, ho fatto un po' di gavetta. Senti, ma la tua passione per la pizza come nasce? Nasce che il sabato aspettavamo tutti, il sabato sera per mangiare la pizza, tutti quanti insieme, in famiglia, cugini, e nasce questa passione. E quella per la pizza gourmet? Pizza gourmet per giocare un po' con la consistenza, con il cucinato sopra le pizze. Senti, non mi basta. Non mi accontento, voglio vedere la tua postazione di lavoro. Curioso, eh? Certo. E vieni a pizza a me. Ma che pizza è?
Alessandro, allora, una pizza gourmet direi preparata con un impasto particolare. Abbiamo un semplice diretto, abbiamo un blend di 3 farine, abbiamo un tipo 0, un integrale e delle cereali. E l'idratazione? Siamo sui 68-70%. La lievitazione? 24, 30, 30 secondi. Senti, ma Francesco prima fuori mi diceva che mi farai mangiare una pizza particolare. Come si chiama? Ma sicuramente la croccante. Questa qua, ma com'è fatta? Allora, qui abbiamo della vellutata di pomodorini gialli, speck croccante, fonduta di parmigiano e basilico cristallizzato. Ma sembra buona veramente, per come me l'hai scritta addirittura eccezionale, ma la cottura? Harry, lento, dolce e mai aggressivo. Mi stai sfidando. E allora io ti voglio mettere in difficoltà, oltre alla croccante mi devi fare una pizza dedicata a Sofia Loren. E certo che la faccio. E allora io raggiungo Francesco e tu strapizzami di coccola. Pizza Sofia Loren. Pizza fritta, scontato. Film, scontato. La tengo. Francesco, eccomi qua. Henry, com'è andata? Bene, mi sono fatto anche un giro per il locale, luci, arredi, i colori, tutto molto ma molto originale. Ma non ci capite una cosa però, perché si chiama 1000 gourmet? Henry, stiamo a vedere 1000. Ah, io pensavo che teneva 1000 pizze al menù. Ma che? E allora ti sei mai mangiato solo sta croccante? No, Henry, vuoi sapere le mie preferite? Non troppo gourmet. Speck e noci, lardo e fighi e cicoli ricotta e cioccolata. Cicoli ricotta e cioccolata? Sto facciando, Henry. Stiamo iniziando a mi preoccupare. La cintura che stu croccantina e cicolo ricotta e cioccolata. Buonasera signori. Salve. Ciao. Ecco a voi le vostre bibite. Prego. Grazie. Grazie. Gli chef pizzaioli ricercano combinazioni di sapori innovative, come ad esempio accostamenti tra dolce e salato o l'uso di prodotti esotici. Alcuni esempi sono la burrata pugliese, i pomodorini del Piennolo, le alici di Cetara, il tartufo o il pistacchio di Bronte. Francesco, sta arrivando? Ecco signori a voi la pizza croccante, fatto con base di pomodorino giallo, che il pomodorino giallo scarica un sapore un po' più dolciastro con provola affumicata. Quando esce dal forno mettiamo speck croccante, fonduta di parmigiano reggiano per dare quel tocco sapido alla pizza e con basilico cristallizzato. Buon appetito signori! Grazie. Beh, Henry, hai visto che bella pizza? effettivamente è una bella pizza. Da buona pizza gourmet tagliata a spicchi, cornicione annunciato, struttura evidente, pizza molto colorata. Cioè, è bella, ma mamma mia, è buona. Assaggiamo. Henry, che dici? Francesco, una pizza molto equilibrata. Poteva sembrare in apparenza un po' pesante, no? Ci sono diversi ingredienti, ma il giusto equilibrio, il giusto dosaggio la rende anche gradevole al morso. Quindi io direi, per essere sicuri, assaggiamo una tua pizza.
Henry, te l'ho detto che questi ragazzi sono proprio bravi. Franci, hai ragione, devo dire a te, hai ragione. Bello anche il gioco delle consistenze, no? La pizza si chiama croccante, impasto crancioso, basilico cristallizzato che è croccante, lo speck croccante, ma poi si compensano anche i sapori, no? Il salato dello speck con il dolce del pomodoro. Quindi tutto sommato veramente una bella pizza. Approvato. Approvato, l'ultimo puzzo. Ok. Franci, bravi, sì, ma col proprio cavallo di battaglia ho chiesto ad Alessandro di farmi anche una pizza dedicata a Sofia Loren. Veramente. Voglio proprio vedere che si fide combinare. Ma speriamo che è buono. Sofia Loren è una delle attrici italiane più iconiche e amate a livello internazionale, un vero simbolo di bellezza, talento e tenacia. Con una carriera che si estende per oltre 7 decenni, Sofia Loren ha rappresentato l'Italia nel mondo, conquistando non solo il pubblico, ma anche prestigiosi riconoscimenti cinematografici. Sta arrivando. Oh, eccolo. Ecco qui la pizza che mi hai chiesto. Bello. E come si chiama? Sofia Loren. Le hai dato proprio il suo nome? Sì. E come è fatto? Allora, qui abbiamo una base di genovese di mare. Genovese perché è il suo piatto preferito e il mare perché è il luogo in cui lei è cresciuta. Una fondura di cacio e pepe che ricorda il suo luogo di nascita a Roma. Fili di peperoncino che ricorda i colori dei suoi capelli. Sbriciolata di nocciola, i colori dei suoi occhi. Olio e basilico e buon appetito. Franci, una bella pizza. Henry, bellissima. Ma hai capito, nonostante lei fosse nata a Roma, è figlia di Napoli. In un'intervista disse che non è italiana, è napoletana. Me lo ricordo. Sta pizza secondo te la rispecchia? Perfettamente. Allora guarda, meno colorata rispetto all'altra, ma sicuramente più profumata. Però, per andare nel concreto, assaggiamo. Henry, allora, com'è andata? Franci, direi bene, veramente bene. È una pizza non semplice da eseguire, perché quando si utilizza la cipolla bisogna stare attenti. Spesso e volentieri scarica acidità, ma questa invece era cotta in modo perfetto. E poi mi è piaciuto assai proprio l'utilizzo delle nocciole e dei fili di peperoncini sul polpo, quindi una vera e propria pizza gourmet. Ma secondo te, se lo merita il grembiule di sta pizza di coccole? Henry, secondo me se lo merita, è stato bravissimo. Allora te voglio stare a sentire. Ti saluto e lo raggiungo per consegnargli il grembiule. Ciao Henry. Ah, prima che te ne vai, sei ospite mio. Grazie Francesco, grazie. Ma fatta Francesco. Alessandro, complimenti, il tuo locale tenuto con cura ed eleganza ti fa vivere un'esperienza gastronomica veramente in totale relax. E le tue pizze hanno tutti i canoni di uno stile gourmet, ricercatezza dei prodotti, impiattamento, prodotti cucinati con la massima attenzione, insomma, veramente bravi. E poi
la croccante, una pizza agrodolce in cui il pomodoro e lo speck avevano dei sapori dominanti. E la Sofia Loren hai utilizzato 2 prodotti per ricordarne in modo particolare le città di nascita e di crescita: il polpo, il mare di Pozzuoli, e la cacio e pepe per Roma. Insomma, ti meriti il grembiule di Strapizzami di Coccole. E saluto i nostri amici a modo mio. Guagliù, replicate, ma non imitate, perché anche un giovane pizzaiolo gourmet sa da saper fare. Il nostro viaggio nella pizza gourmet è terminato, adesso vediamo cosa ne pensa Enrico Porzio. Prima pizzeria visitata, Chapeau 2.0 di Giuseppe Piccolo. Qui il suo cavallo di battaglia ci ha veramente stupito. Sinfonie di colori, una crema di crauti rossi che con una spremuta di limone cambia colore. E poi la dedica, Donna Sofia, un disco di base fritta, la genovese e le chips di pecorino. Insomma, ha ricordato l'oro di Napoli, il piatto preferito di Sofia e il suo luogo di nascita. E brava Giuseppe, non ti hai fatto mancare proprio niente. Seconda pizzeria, Pizza in Grammi. Qui il pizzaiolo Raffaele Testa ci ha proposto la sua pizza elite, Black Angus, una base pizza con stracciata di bufala affumicata, un letto di rucola, il Black Angus affumicato e un tocco di lime. E poi stuzzicadenti, la dedica a Sofia. Su questa pizza si evinceva tutta la freschezza degli ingredienti Flegrei. Però Raffaele, stuzzicadenti, era meglio il viaggio di Sofia. E infine 1000 Gourmet. Il pizzaiolo Alessandro Laganà ci ha fatto assaggiare il suo cavallo di battaglia, la croccante, una pizza agrodolce dal crunch simpatico, gli ingredienti principali, il pomodoro e lo speck. E poi la dedica, chiamata appunto Sofia Loren, un'unione inaspettata, la cacio e pepe di Roma e il polpo del Golfo di Pozzuoli. Che sapori! E bravo Alessandro, per raggiungerti ho faticato tanto, 1000 Gourmet, 1000 scalini, però ti assicuro che ne è valsa la pena. Come avete visto, in questa puntata si è parlato di una pizza diversa, quella che io definisco cucinata, motivo per cui vi abbiamo presentato 3 grandi pizza chef, ma in modo particolare mi hanno colpito i pomodorini cannellini, le cozze bacolesi, le alici del Golfo di Pozzuoli e quel tocco di origano di Ischia, motivo per cui il mio strapizzami di Coccole va a Raffaele Testa di Pizza in Grammi, con un unico appunto però, ma che è stuzzicadente, chiamali il viaggio di Sofia, guagliù, e se vi è piaciuta la puntata venite appresso a me. Silenzio! Azione! A questo punto. Vai, continuando, rigirati. Ah, sei curioso? Sì. E vieni insieme a me. Vai. Ma di sicuro? No. Ma nasconde un Allora, la polvere di olive nere. Di posto che io faccio 2 chiacchiere con Raffaele! Prendi un bel tavolo, io faccio un biglietto, vai. Con tutta questa magia oggi mi sono sempre... Ma che è? Questa è la pizza che mi ha suggerito Enzo. Bella schifezza.